Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Totaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da 390 euro. Berlino, con volo diretto da Venezia da 390 euro. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro. È stata una settimana di grandi rivoluzioni, fatale per taluni tecnici, mentre altri sono in odor d'esonero. In Serie D, dopo l'ennesima sconfitta, la Pievigina ha sollevato dall'incarico Marco Conte. Al suo posto è stato chiamato il San Michelino Vinicio Bisioli, ex Iulia, Termal Abano e Sacilese, evidentemente specializzato nel raccogliere patate bollenti. C'è da risollevare una squadra ancorata sul fondo della classifica a quota 5, impresa che non può dirsi tra le più semplici. Sì, è chiaro, guardando la classifica e guardando i numeri traspare questo, che c'è una situazione complicata, difficile, però questo non deve far paura. Io ho accettato l'incarico perché ero a casa, ho avuto le mie traversie negli ultimi periodi, tra quelli di salute eccetera, e adesso avevo voglia di ritornare a fare qualcosa. Mi è stato proposto questa cosa qui. Il fatto della situazione così difficile non mi fa paura, non è che mi spaventa, tanto il lavoro da fare è sempre quello, cioè andare in campo, sudare, lavorare, prepararsi bene, cercare di vincere le partite, che tu lo faccia per vincere il campionato o per salvarti, non cambia le cose. È chiaro che la qualità di una squadra che gioca per salvarsi è diversa da una squadra che gioca per vincere, però basta sapere, aver chiari quali sono gli obiettivi e lavorare per quelli, non c'è altro da fare, insomma. Appunto, tanto tu sei anche abituato ad avere un certo tipo di patate bollenti, insomma Iulia, Sacilese, Abano in una condizione economica difficile. Sì, non è che sia una bella cosa, non è che mi piace abituarmi a questo, non è che mi spaventa, non è questo, l'ho detto prima, basta lavorare, basta aver chiari gli obiettivi e andare avanti. Questo non nascondo comunque che non è che mi dispiacerebbe giocare anche per vincere il campionato, arriverà anche quell'opportunità, vedremo. Guardando la Serie D, come ti sembra quest'anno? Ma mi sembra abbastanza simile anche a quella degli ultimi anni, ci sono quelle 3-4 squadre che hanno qualche cosina in più in assoluto rispetto alle altre, e si giocheranno il campionato fino alla fine, poi c'è un gruppo
di buon valore che per il momento si è piazzato lì subito dietro a queste, e poi ci saranno quelle 7, 8, 10 squadre che cercheranno di evitare i play-out, ma come sempre non vedo grandi differenze. Anche qui quest'anno vedo che c'è la Triestina, il Mestre e subito a ruota il Campodarsio, che in questo momento sono quelle più propense a giudicarsi il campionato. Poi un attimino dietro ci sono altre squadre forti, c'è la Virtus, vabbè, adesso senza nominarle tutte, un gruppone di buona qualità che sta lì nel mezzo, però diciamo che almeno metà squadre l'obiettivo è quello di cercare di evitare i play-out. Alla fine si vedrà. Quello che dico sempre io ai ragazzi è che non sempre però le partite le vincono le squadre più brave, vincono di più quelle che vogliono vincere, quelle che stanno più attente, quelle che sbagliano di meno, quindi non c'è mai niente di scontato in partenza. Per il resto la giornata della Serie D ha visto il Mestre vittorioso con il Tamai allungare a 3 punti il vantaggio sulla Triestina fermata dal Vigasio, mentre il Cordenos di mister Massimo Mian continua nella sua striscia positiva. Contro Feltre è arrivato un pareggio che mantiene in Granata a distanza dalla zona calda della bassa classifica. In eccellenza la pesante sconfitta del Sandonà sul campo della capolista San Giorgio Sedico, che continua la sua corsa solitaria al vertice della classifica, sempre inseguita da Treviso e Liventina, vittoriose rispettivamente su Borgo Rico e Porto Mansuè, è stata fatale anche a mister Stefano Andretta. Al suo posto è stato chiamato Mauro Tossani, tecnico sandonatese, la sua terza esperienza in riva al Piave. Sì, sono arrivato lì nel lontanissimo 91-92, ho fatto tutta la trafila del settore giovanile, giovanissimi. Allievo ho vinto 3 campionati allievi, dopodiché sono passato in prima squadra che all'epoca era in C2, nel 97 mi hanno esonerato, sono tornato nel 2000-2001, abbiamo vinto il campionato di promozione, sono rimasto fino al 2003, campionato 2003-2004 se non ricordo male, e poi adesso è il terzo ritorno. La prima volta che subentra in corsa in sostanza. Sì. Ci sono stati altri anni in cui mi sono preso un anno sabbatico, no? Come quest'anno avevo intenzione di essere fermo. Per mia convinzione, per mio principio non sono mai entrato in corsa, non sono mai subentrato, mai, anche se ci sono state diverse occasioni, insomma. E invece questa è stata un'occasione particolare perché secondo me a vederli giocare, io sono di vederli ad esempio contro la Liventina, sono un gruppo di ragazzi che invece che avere bisogno di entusiasmo, secondo me sono ragazzi che ti danno entusiasmo, sono pronti, sono ben allenati, hanno una buona cultura del lavoro, bel ambiente. Probabilmente chi mi ha preceduto ha lavorato in maniera egregia e quindi ho deciso di accettare la proposta che mi ha fatto il Sandona Calcio. Come riportare, diciamo, oltre che all'entusiasmo, anche i risultati a Sandona? Bisogna vincere, cioè. L'allenatore è legato ai risultati, cioè non è che tutto il resto è poesia, purtroppo, perché lo stesso allenatore quando vince che viene osannato, quando perde invece fa la figura più deficiente, quindi l'unica maniera è cercare di fare dei risultati. Io sono lì, provo ad allenarli affinché i risultati arrivino, insomma. Sì, ma dall'idea che si è fatto è più una crisi appunto del passeggero, del momento, di risultati, guarda, se ci sono. Li ho visti 2 volte, quindi l'unica cosa, abbiamo lavorato in maniera seria, in maniera intensa, come penso avessero lavorato fino a questo momento. Poi dopo ci vuole qualche partita per capire se ci sono dei mali passeggeri o invece se sono cronici, se è una squadra che è sopravvalutata, sottovalutata, non lo so. Adesso prima devo giocare qualche gara. Prossima partita ci sarà il Giorgione in casa. È una squadra che tra l'altro anche loro in settimana ha cambiato allenatore, è arrivato Pasa al posto di Sgarbosso se non mi ricordo male, e quindi partiamo alla pari da quel punto di vista lì. Hanno anche loro cambiato allenatore in settimana. Beh, dal suo punto di vista ci sono tutti i margini per recuperare, per poter rientrare in zona playoff. Non so, io sono ottimista sempre, figurati, sono ottimista anche adesso, certo. In promozione il La Salute si è confermato squadra di maggior lignaggio del Veneto orientale. I liventini hanno consolidato la propria posizione in zona playoff vincendo il derby con il Portoguaro, dove hanno impartito una severa lezione di calcio ai blasonati cugini, che invece, in una classifica che peraltro rimane molto corta, continuano progressivamente ad allontanarsi dalle posizioni di vertice.
E allora mister, un gran derby, un ottimo primo tempo, poi nella ripresa avete sofferto soprattutto negli ultimi 20 minuti anche con l'uomo in più. Confermo, è stata una bellissima partita, molto combattuta, molto maschia, giocata ad alti ritmi e con una bellissima cornice di pubblico. Veramente oggi il pubblico ci ha sostenuto, erano presenti tantissime persone qui e sono molto contento di questo. Per quanto riguarda l'analisi tecnica della partita, abbiamo fatto un ottimo primo tempo con un'elevata intensità e anche qualità nelle ripartenze. Nel secondo tempo, soprattutto gli ultimi 20 minuti, nella gestione della palla, soprattutto davanti in superiorità numerica, non abbiamo fatto molto bene, non sono molto contento. Bisogna dare meriti anche alla reazione del Portogallo, che ha tentato di pareggiare comunque la partita fino all'ultimo momento. Questa posizione di classifica ci gratifica per il lavoro che stiamo facendo, però come ripeto tutte le volte, noi non dobbiamo guardare questo, perché il nostro obiettivo non è questo. Noi dobbiamo continuare a fare come stiamo facendo, migliorandoci e continuando a fare questo tipo di prestazioni con questa mentalità e crescendo anche dal punto di vista tecnico, oltre che mentale. E comunque questa è un'ulteriore iniezione di fiducia per le prossime partite? Sì, confermo. Questi risultati danno fiducia e soprattutto dimostrano la bontà del lavoro che stanno facendo i ragazzi, che si stanno mettendo a disposizione con umiltà, con intelligenza. E questa è una cosa molto importante. Per quanto riguarda la continuazione da qui in avanti, come ho detto prima, dobbiamo migliorare sotto diversi aspetti. È un periodo così che non ci gira per il verso giusto, diverse assenze ci condizionano. Però insomma chi è andato in campo anche oggi ha lottato fino alla fine, per cui non posso dire niente ai ragazzi. Sicuramente guardando la classifica siamo un po' indietro, però insomma i tempi di recupero ci sono e speriamo insomma che ci giri un po' a nostro favore la situazione. Anche oggi abbiamo preso gol su palla inattiva, continuano i problemi. Ma siamo sempre là, quando si va in marcatura, là ci sono anche gli avversari, molto probabilmente è stato più bravo Guglielmini, mi sembra il numero, credo lui sia stato. Si è alzato lei sul gioco l'aereo e l'ha colpita bene, per cui che si può fare su queste situazioni, non è che si possa sull'1 contro 1, bisogna essere bravi, noi in quel momento forse lui è stato più bravo di noi. Quanto hanno pesato in questo momento le assenze in attacco? Sicuramente se guardiamo chi ci mancava oggi è normale, però mi sembra di non far ben figurare i ragazzi che hanno giocato, per cui sappiamo che Cervesato, Grotto, Mazzarella sono giocatori importanti, però mi dispiace perché secondo me chi ha giocato ha fatto la sua onesta partita. Forse non so se sia giusto il risultato di 2-1, non so, lascio a voi magari, però insomma potevamo fare qualcosa in più. La Fossoltesi invece continua nella sua altalena di risultati. Domenica scorsa ha ceduto davanti alla capolista Union Vipo, tutto sommato giocando alla pari, non dispiacendo sotto il profilo della manovra corale, che però non è stata in alcun modo finalizzata. Merito anche della difesa granitica dei trevigiani, che non hanno concesso praticamente nulla. I biancoverdi viaggiano sempre in una tranquilla posizione di centroclassifica, anche se alle spalle nessuno molla, e domenica dovranno vedersela ancora tra le mura amiche contro un'altra prima della classe, il Conegliano. Come crescita della squadra devo dire che oggi non sembrava che loro fossero i primi in classifica, sinceramente da fuori. La mia squadra ha fatto una grande prestazione, quindi stati bravi. Il risultato ok, è negativo, dovremmo migliorare per l'unica incertezza forse o bravura loro che abbiamo concesso, però i miei hanno dato tutto e abbiamo messo sotto la prima in classifica, quindi la strada è quella giusta, è andare avanti, cerchiamo di migliorare questo piccolo errore o la bravura che ha messo loro, insomma, però la mia squadra è viva e soprattutto gioca a calcio. Di occasioni se ne sono viste un po' poche, c'è stato l'unico episodio che vi ha punito. Beh, sicuramente occasioni non sono state tante, perché loro sulla carta sono una squadra attrezzata, forte, però penso che il primo tempo è stato perfetto, non abbiamo rischiato niente, abbiamo giocato la palla sempre nella loro tre quarti, quindi è stata fatta una buonissima prestazione. Il secondo tempo probabilmente abbiamo concesso poco,
poco, ma quel poco è bastato a loro, perché piccoli episodi in questa categoria fanno la differenza. Ok, lavoreremo per migliorare questa piccola defezione che abbiamo avuto. Comunque la mia squadra ha giocato a calcio, un gran calcio, con ritmi alti, e abbiamo sempre cercato di fare la partita e mettere in difficoltà la prima della classe. E a volte, più di a volte, soprattutto il primo tempo, si è stati veramente molto superiori sotto piano del gioco. Episodio che non si è capito proprio dopo il triplice fischio, cosa è successo con Sartori? L'arbitro è andato a chiedere spiegazioni all'arbitro, si sono magari anche un po' in modo, gli animi un po' caldi, è andato a parlare al capitano, però io dico bisogna cercare di capire quando si va a avere un confronto con gli arbitri, devo cercare anche di parlare, capire, succede, se ne sentono di tutti i colori, però a noi domenica scorsa un torto a Portogruaro, oggi un altro torto a fine partita, quindi bisogna sicuramente che troviamo una soluzione, perché non va bene. Se uno cerca di parlare, capire degli errori che può aver commesso l'arbitro oppure no, deve solo accettarli, non star zitto, tirare fuori il cartellino rosso. Troppo facile e scontato, così non miglioreranno loro e non cresceranno mai, perché hanno sempre la carta facile, no? di non dialogo e di non parlare, e questo è un male, è un problema. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Lottaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Lottaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da €390. Berlino, con volo diretto da Venezia da €390. Lottaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotto di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzioni e abbigliamenti in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. 7 squadre in 3 punti si contendono il vertice della prima categoria, che al momento vede al comando Noventa e Marcon, inseguite dal tandem milanese e Caorle. I rossoblù di mister Moreno Tomasello hanno messo a segno un gran colpo andando ad espugnare il difficile campo di Fossalta di Piave, ritornando ad un solo punto dalla vetta della classifica. Dietro è crisi nera per la Giulia, i nerazzurri continuano a giocare bene senza finalizzare. Morale, la vittoria manca dalla quarta giornata, 3-1 sul campo del Sant'Elena, quindi nei successivi 6 turni, 3 pareggi e 3 sconfitte con soli 2 gol realizzati. Mister Fabio Piva non corre alcun pericolo, ma la rinascita passa obbligatoriamente attraverso l'arrivo di una punta centrale che sappia creare adeguati spazi per gli esterni, in modo da poter disporre di maggiori soluzioni al tiro. In seconda categoria, sfruttando il turno favorevole, il Pramaggiore è volato solitario in vetta. Il campionato resta oltremodo interessante. Il tema principale della settimana è il secondo passaggio a vuoto consecutivo del Bibbione, che fa risuonare un campanello d'allarme in riva all'Adriatico. I litoranei non sono più imbattibili e adesso guardano il vertice a 5 punti di distanza all'ultimo posto della zona playoff. Domenica prossima con il Gainiga urge una reazione per non rischiare di entrare nel tunnel di una crisi del tutto imprevedibile solamente 2 settimane fa. In classifica continuano la risalita il San Stino, che ha espugnato San Donà, il Sindacale vittorioso a Cesarolo,
ed il Gruaro che ha liquidato il Ceggia. I gruaresi, dopo le ultime annate alquanto travagliate, sembrano aver finalmente trovato un minimo di equilibrio e tranquillità. I nostri obiettivi erano soprattutto quello di raggiungere la salvezza nel minor tempo possibile e cercare di far qualche presenza di giovani del settore giovanile, appunto appartenenti al Gruaro Calcio. Ci stiamo riuscendo perché se andiamo a vedere le varie partite, in più occasioni ho potuto usufruire appunto dei giovani. Quindi siamo molto felici perché siamo sulla retta via degli obiettivi posti a inizio campionato. Sì, soprattutto una società questa che ha bisogno di invertire un po' la tendenza delle ultime stagioni. Ci state riuscendo a quanto pare. Sì, io sono fresco perché appunto sono entrato quest'anno ma ho trovato una società sana prima di tutto, una società con delle idee molto chiare, con della dirigenza competente, una presidenza di conseguenza chiaramente, quindi ne sono molto fiero. Domenica è arrivata una vittoria con il Ceggia, un 3-2 che appunto conferma il vostro momento positivo. Sì, se andiamo a analizzare anche le partite precedenti dove magari non abbiamo raccolto nessun punto, non meritavamo di non raccoglierlo per le prestazioni effettuate, però purtroppo questo è il calcio, magari abbiamo preso dei punti che non meritavamo, quindi abbiamo preso la posta piena e sicuramente ne siamo fieri. Ecco, prossima partita? Giochiamo domenica in quello di Jesolo, una partita delicata per noi che infatti si stava appunto dialogando prima con il nostro direttore sportivo Diego Bigai, che domani farò fronte al mister della Juniore per venirmi incontro domenica perché purtroppo abbiamo avuto degli infortuni nell'arco della settimana. Non saremo nella miglior formazione anche se reputo tutta la rosa dei giocatori più che competente, quindi andiamo in 11, non ho mai pianto al morto come si suol dire in gergo, quindi ho fiducia in tutti i componenti della squadra. Ecco, il primo anno di calcio in Veneto, che livello giudichi la seconda categoria? Trovo un buon livello soprattutto di intensità, un'intensità maggiore di quella nostra, che è una cosa che mi aspettavo, volevo e cercavo. Di conseguenza l'ho trovata e ci sto riuscendo nel lavorare nei migliori dei modi per trovare pronta la squadra a questa intensità della domenica. Un campionato che in fondo tutto sommato vede un paio di squadre che sono già staccate e quindi in ottica salvezza non ci dovrebbero essere problemi. Toccando ferro no, però non possiamo dire nulla perché io ho visto anche i campionati rivolgersi, nel senso che una squadra prima in testa in girone d'andata è purtroppo retrocessa. Quindi noi affrontiamo domenica per domenica, non guardo i giornali per quanto riguarda le squalifiche delle altre squadre, non guardo il giornale per quanto riguarda la classifica in generale, vado avanti per la mia strada con il lavoro per la rosa per cui ho in mano. In terza categoria rallenta la Sangiorgese che non è andata oltre il pari in quel di Torre di Mosto, lasciando via libera ad una Giussaghese vittoriosa nel derby con il Villanova alla prima vera fuga della stagione. Siamo arrivati alla terza categoria, siamo a Giussago con il bomber e capitano anche della Giussaghese Caracciolo. 2 gol domenica scorsa, anzi sabato scorso nell'anticipo con il Villanova, 3 punti di vantaggio in classifica, avete ormai già scavato un piccolo solco? No, secondo me no, dobbiamo aspettare a cantare vittoria. Per ora va bene così, siamo contenti, però piccolo solco con calma, quello c'è tempo. Era importante vincere, sono abbastanza contento, abbiamo fatto una buona prova e soprattutto aver segnato subito penso che gli abbia un po' tagliato le gambe, ma è andata bene così. Siamo molto contenti per questo, però non guardiamo ora i punti di distacco, queste cose qui, aspettiamo la fine o più avanti per guardare la classifica, ora non è importante. La vittoria nel derby è una vittoria importante perché sicuramente è sentita dalla società, dai tifosi, per noi restano 3 punti come tutti gli altri, però 3 punti importanti, dicono ben poco perché il campionato è lungo, però insomma intanto andiamo avanti così. Ma abbiamo deciso di affrontare le partite una per volta e continuiamo avanti fino alla fine, vedremo cosa succede dopo a fine campionato, insomma, ecco. Ecco, sabato è una partita che avete avuto il merito di sbloccarla subito. Sì, merito, fortuna, un po' di cose insomma, è importante sbloccare queste partite. In settimana avevamo lavorato proprio sull'approccio alla gara perché spesso abbiamo regalato i primi tempi ed era un po' che lavoravamo su questo aspetto qua. Siamo stati fortunati perché insomma è stato un errore, un infortunio della difesa del Villanova, però insomma siamo stati anche bravi a crederci.
Va bene così, va bene, perché insomma poi dei piccoli miglioramenti che si creano poi le grandi cose, ecco. Va benissimo così, insomma. Ecco, dietro tutto sommato non hanno un andamento così regolare. No, però non ci sono squadre materasso, non vedo assolutamente squadre materasso, anche le ultime in classifica hanno avuto la possibilità di far male anche a squadre blasonate. La classifica è cortissima, non si può mollare un colpo, tutte le squadre, tutte sono squadre pericolose, il campionato è lungo, ripeto, e si deciderà ad aprile il campionato secondo me. Ecco, viste queste prime partite, come ritieni il livello tecnico di questo torneo? È maggiore rispetto allo scorso anno? Sicuramente è maggiore rispetto agli ultimi anni della terza categoria. Lo scorso anno c'erano, se non ricordo male, Ponte Crepaldo, Burano che erano un gradino sopra le altre. Quest'anno forse le squadre di quel livello non ci sono, però le altre dietro sicuramente sono molto cresciute. Lo vedo superiore rispetto a quello dell'anno scorso come livello, almeno come livello medio, ecco, mettiamola così. E cominciamo a parlare di calcio femminile con mister Rudy Moro. Dunque mister, domenica è arrivata una vittoria 3-0 contro il Barcon che un po' costituiva uno spauracchio dopo che aveva fermato nel turno precedente la capolista. Sì, una vittoria meritatissima, il risultato poteva essere molto più ampio in quanto abbiamo un po' imprecisi sotto porta, però le ragazze si sono riscattate dalla prova di 2 domeniche fa in colore e domenica hanno fatto molto molto bene. Un 3-0 che poteva essere anche molto più ampio. Sì, ripeto, si è stati un po' imprecisi sotto porta perché occasioni ne avevamo avute parecchie e il nostro portiere credo non abbia fatto una parata, quindi una partita a senso unico, però temavamo un po' il Barcon perché la domenica prima appunto aveva fermato la capolista e quindi abbiamo dato tutto per poter portare a casa i 3 punti. Ecco, quindi un campionato che sta continuando, mostrando che essendo squadra giovane non c'è la continuità. Sì, dobbiamo lavorare su quello in quanto l'età media è molto bassa e ci sono i cali di tensione dovuti all'età, però l'obiettivo è quello di incrementare soprattutto a livello mentale. Le ragazze si stanno impegnando, adesso abbiamo lo Spinea domenica. Squadra nuova, non conosciamo nulla, quindi andiamo là sicuramente per fare risultato, però non sappiamo che partita sarà. Siamo pienamente in linea, siamo a 3 punti dalla capolista, quindi domenica c'è uno scontro tra la prima e la seconda, quindi vincendo potremo accorciare ulteriormente la classifica. Siamo sulla strada giusta. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Totaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da €390. Berlino, con volo diretto da Venezia da €390. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato.
Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzioni e abbigliamenti in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro.